E Matteo, in Veloce come il vento c'era il romagnolo a corsi, qua abbiamo invece il proto-latino. Quanto è Il post importante, romagnolo, no? quanto è importante la verità, quindi la parola, nel tuo cinema? Ma sai, è molto importante, ma poi lì Damiano tutto fa molto parte del racconto realistico, nel senso che io credo molto in un cinema che prende lo spettatore e lo porta in quei mondi che costruiamo. A me mi appassionano molto i film che hanno una profonda verità dentro e che quindi costruiscono qualcosa facendoci perdere un po' i riferimenti, facendoci perdere il rapporto con quello che abbiamo intorno e traghettandoci anche violentemente in un universo che dopo 5 minuti ci deve far dimenticare il cellulare, la macchina parcheggiata male e tutta la tristezza, poi anche un po' la tristezza della contemporaneità. L'ho fatto con Veloce come il vento, con una storia epica di famiglia e di motori. Con il primo Re lo faccio in maniera completamente nuova, molto, molto più complessa, però diciamo che l'idea è sempre quella di costruire una verità, appunto un mondo che dal trucco alla prostetica, alla violenza, alla lingua, all'amore, ai sentimenti risuoni vero, e questo secondo me è importante cercare appunto di mantenerlo. Ecco, appunto, tu hai parlato di famiglia, qui c'è un abbozzo, un embrione, anche inconsapevole di quello che potrebbe essere poi la famiglia. Ecco, come la vivono i protagonisti del tuo film, appunto questa inconsapevolezza di far parte di un nucleo che poi in espansione diventa poi quello che conosciamo. Sì, diciamo che loro hanno un sentimento di grande legame, di grande fratellanza che è molto forte, molto solido, perché si sentono connessi, si sentono uno vicino all'altro, si proteggono in un universo arcaico, ostile, difficilissimo, una natura che li vuole uccidere tecnicamente e fisicamente, e loro cercano di farsi scudo, quindi di creare un embrione umano. Hanno avuto una madre che si vede un attimo nel film che le ha lasciato dentro un messaggio, un sentimento, c'è qualcosa che loro devono fare, c'è qualche cosa che loro ricordano, che è anche un nucleo affettivo che soprattutto su Remo risuona con grande forza, e questo a me mi emoziona molto, perché ovviamente siamo in un universo in cui il sentimento, l'emozione, l'emotività per noi è, se vuoi, non dico persa, però difficile. E allora forse sono dei personaggi primitivi che ci riportano e ci raccontano anche il presente. Ecco, no, questa cosa della madre è molto bella, potrebbe essere un po' l'unico, si parla di Dio, no? Potrebbe essere anche un po' la figura del Dio vero, è la madre, soprattutto per Borghi, giusto? Quindi ecco, la figura della madre, come puoi spiegarcela? Certo, diciamo che nel film loro hanno una sorta di destino che è scritto, perché il mito ci consegna questo destino, un vaticinio, quindi come dire una profezia durante il film ci dice il vostro destino è quello, ma c'è un elemento dentro tutto ciò, cioè il fatto che questi personaggi in un modo, uno in un modo, uno in un altro, diciamo si stanno ribellando a questo destino, vogliono determinarsi da soli, no? Sono così, hanno una visione autodeterminata, sperano almeno, soprattutto Remo, di poter perseguire un iter, un percorso suo e di ribellarsi, se vogliamo, a un destino che è un destino di morte, il destino di un fratricidio. Remo, che non conosce il futuro mentre noi lo conosciamo, rifiuta quel gesto non uccide suo fratello e lo salva. Da qui la storia prosegue, si arrotola su se stessa e ci porta, come fosse un thriller, a un disvelamento, come dice la Vestale, dell'assassino vero, che in qualche modo anche l'inconsapevole diventa testimone e come dire, un tramite del destino. Ecco, e che messaggio ritrova lo spettatore in una leggenda universale come quella di Romolo e Remo poi? Diciamo che allo spettatore questo film parla in tanti modi, allo spettatore contemporaneo. Ci parla di fondazione dell'Occidente attraverso regole di controllo, di potere, di paura, attraverso un metodo che è un metodo divino, reale, finto, politico, storytelling di potere, cioè che cos'è il potere, come si gestiscono le persone, ovvero io posso controllare magari con la violenza, con la forza un gruppo di 5 individui, ma se ne devo controllare 5.000, come faccio? Creo una comunità, creo un sistema di regole condivise, e questa cosa il film ce la racconta con forza. Allo stesso tempo c'è un sentimento alla base della vita di questi personaggi, che è un sentimento
che noi riconosciamo benissimo, è familiare, è fratellanza, è rapporti, è un sentimento salvifico, io devo salvarti la vita, tu stai morendo, io ti devo proteggere. Tutto questo crea l'avventura, crea il cinema, crea il grande percorso dentro gli individui e fuori dagli individui che questa storia riporta, e che era quello che poi con gli sceneggiatori abbiamo voluto raccontare. Ti ringrazio. Grazie a te, mille, Damiano. grazie mille. Ciao.